la manovra finanziaria è composta da tante leggi. Ce n'è un documento è un documento strategico e programmatico, che è quello che si chiama il documento di economia e finanza regionale, dove in questo caso si chiama la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, NADEFR, che è quello che dovrebbe spiegare quale sarà la strategia nel 25, 26 e 27. Ebbene, dal mio punto di vista, io ho espresso critiche molto pesanti, soprattutto relativamente alla sanità, perché non c'è scritto quasi nulla. Semmai poi qui, se mi lascia fare un'osservazione sulle cifre, vale la pena appunto di chiarirlo, ma e anche sull'ambiente. Ma quello che è successo è, visto che le strategie sono così deboli, che non interessava il documento strategico, signori, nemmeno ai consiglieri di maggioranza, che se ne stavano tutti fuori a fare altre cose, non erano nemmeno venuti. Tant'è che quando si è votato, all'inizio eravamo in vantaggio, sarebbe stato bocciato. Solo che il Presidente del Consiglio, che ovviamente diciamo, se ne stava rendendo conto, ha lasciato che il tempo per la votazione durasse in modo tale che si precipitassero rapidamente in aula alcuni dei consiglieri che se ne stavano fuori e pigiassero, ma comunque diciamo siamo arrivati a 18-17, una leggerezza direi proprio politica, che sta a dimostrare però cosa? Quanto poco gli importi a tutti delle strategie. Non era sicuramente né una mancanza di interesse né una mancanza di rispetto, era che era stata chiesta la sospensione, poi prima della sospensione si è votato, però molti avevano sentito che era stata chiesta la sospensione, erano usciti perché magari volevano andare anche loro a vedere gli ultimi emendamenti o a preparare le ultime documentazioni, perché poi da lì in poi cominciava l'articolato e quindi poi tutti i vari consiglieri devono esporre i propri emendamenti, quindi magari se li studiano, se li mettono in ordine per poterli esporre senza perdere